Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo con il calcio, la Serie B. Il Venezia Football Club comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Pietro Ceccaroni al Palermo Football Club. Giunto in Laguna nella stagione 2019-2020, Ceccaroni, 27 anni, ha totalizzato 131 presenze e 7 gol fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie con 3 gol nella stagione 2020-2021. Il Venezia Football Club ha inoltre acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore croato Marin Šverko, proveniente dal FC Groningen. Šverko, 25 anni, ha firmato un accordo che lo lega al club lagunare fino al termine della stagione 2025-2026. Giunto in prestito al Venezia nel gennaio 2023, nel corso della passata stagione ha totalizzato con la maglia arancio-nero-verde 5 presenze. A livello internazionale, Šverko ha completato la trafila delle nazionali giovanili croate collezionando 28 presenze e un gol dall'Under 17 all'Under 21. Passiamo al basket. L'Urna di Barcellona ha espresso i suoi verdetti. L'Umana Reyer giocherà la regular season della BKT Eurocup 2023-2024 nel gruppo A. Le avversarie degli Eurogranata sono Hapoel Tel Aviv, Joventut Badalona, Cedevita Olimpia Ljubljana, Paris Basketball, Vuls Vilnius, Besiktas Istanbul, Veolia Towers Hamburg, Promete Slobodčanske, London Lions. Nei due gironi da 10 squadre le prime 6 classificate si qualificano per gli ottavi di finale. Torniamo al calcio. Ha iniziato a giocare a calcio in Albania, il suo paese d'origine, ma in Italia, che era raggiunta la maggiore età, Achilleu Ndreka, attaccante classe 2000, si mette in luce. Prima col Montebelluna, dove sigla 5 reti, poi all'Union Clodiense, dove il giovane attaccante nella stagione 2021-2022 segna 11 reti. La scorsa stagione si rivela più complicata anche a causa del passaggio alla Ravenna durante il mercato invernale. Con il Romagnoli colleziona comunque diverse presenze e 3 gol. Ambidestro, fisicamente forte e rapido, alto 1,83 m, considerato bravo ad attaccare gli spazi. Lui stesso si definisce un lottatore. Ed era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci.